Abbiamo completato ieri tutti gli anziani over 80, con più di 80 anni, che potevano recarsi alle nostre sedi vaccinali. Praticamente siamo all'83%, 87%. La parte rimanente, quel 13%, sono persone che non possono muoversi da casa. Il 13% dei restanti è riferibile alle persone che, non potendo muoversi, saranno trattate a domicilio, oltre alla possibilità di recarsi ai punti vaccinali drive-in che verranno predisposti sul territorio dell'ULSS 4 per completare la copertura degli ultraottantenni. Intanto la campagna procede con le categorie vulnerabili e fragili. Per coloro invece che non riescono ad accedere perché non sono in anagrafica, si tratta magari di certificazioni vecchie quando ancora non erano inserite nel sistema informatizzato, devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale, che è già stato attivato in questo senso, che o programma la vaccinazione o eventualmente raccoglie i dati e li inserisce nel nostro portale, e quindi arriva un messaggio con la programmazione della vaccinazione direttamente all'utente. Si rallenta lo standard per la carenza di vaccini disponibili e alcuni appuntamenti saranno rimodulati. La prossima settimana, a causa della grossa carenza di dosi, ci concentriamo sulle dosi un po' tra virgolette obbligatorie, che sono le seconde dosi che stiamo facendo sempre alle persone anziane, e la vaccinazione della fascia 70-79 anni. Copertura dei vaccinati tra 70 e 79 anni che è al 40%.